Incastonato su uno sperone di roccia che domina il golfo, il castello di Carini appare oggi come un monumento silenzioso. Ma tra queste mura di pietra fredda si nasconde un segreto che il tempo non ha potuto cancellare. Una storia di sangue, onore e potere che dura da quasi 5 secoli. Benvenuti in un viaggio oltre la leggenda, nel cuore nero del Rinascimento siciliano. Il 4 dicembre 1563 la vita di una giovane nobile fu spezzata. Non fu il gesto folle di un mostro, ma un'esecuzione calcolata, compiuta sotto il velo di una legge crudele che chiamavano onore. Oggi sveliamo la verità su Laura Lanza, la donna dietro il fantasma, la cui voce grida ancora dai documenti d'archivio. Per generazioni, i racconti popolari hanno parlato della Dama in bianco. Si dice che ogni anniversario della sua morte, una mano insanguinata appaia su un muro del castello. È la leggenda che ha nutrito il folklore siciliano, trasformando una tragedia umana in una fiaba gotica per turisti e sognatori. Ma dove finisce il mito e dove inizia la cronaca nera? Per capire Laura, dobbiamo capire il suo mondo. La Sicilia del Cinquecento era un teatro di potere assoluto, dove i feudi erano pedine in un gioco di scacchi dinastico. In questo contesto, Laura Lanza, figlia di Cesare Lanza, barone di Trabia, era molto più di una figlia. Era una moneta di scambio, un'alleanza vivente tra le casate più potenti dell'isola. A soli 14 anni, Laura fu data in sposa a Vincenzo la Grua Talamanca, erede della baronia di Carini. Fu un matrimonio celebrato con fasto a Palermo, con oltre 2000 invitati. Ma sotto i broccati e i velluti si stava chiudendo la porta di una prigione dorata. Laura diventava una proprietà, un simbolo dell'onore della famiglia La Grua. A Carini, Laura visse per 20 anni, fu madre di 8 figli, eppure la sua esistenza era confinata tra queste mura. Immaginiamo i suoi giorni, scanditi da doveri religiosi, gestione del palazzo e un isolamento sociale quasi totale. Una vita di privilegi che però non ammetteva desideri personali, né fughe dalla realtà. Laura era intrappolata in un ruolo che non aveva scelto. Poi arrivò Ludovico Vernagallo, non un estraneo ma un cugino e amico d'infanzia. Il loro legame non fu solo una passione proibita, ma un disperato atto di ribellione. In un sistema che le negava ogni autonomia, l'amore per Ludovico era l'unico spazio di libertà che Laura fosse riuscita a ritagliarsi a costo della sua stessa vita. Ma in un castello pieno di servitori e spie, i segreti hanno vita breve. Il tradimento fu scoperto. Non sappiamo chi parlò per primo, ma la notizia arrivò a Cesare Lanza, il padre di Laura. Per Cesare, la macchia sulla reputazione della figlia non era solo un peccato morale, ma un attacco diretto alla stabilità economica e politica della casata. Cesare Lanza non era un padre distrutto dal dolore, era un uomo di Stato, un politico che aveva servito il re di Spagna. Per lui, la soluzione era una sola, prescritta dalle leggi del tempo: l'eliminazione dei colpevoli per lavare l'offesa. Il delitto non fu un impeto d'ira, ma un'operazione pianificata con precisione militare. La notte del 4 dicembre 1563 Cesare Lanza arrivò a Carini con un seguito di uomini armati. Entrarono nel castello attraverso le vie di fuga segrete. Non ci fu difesa, non ci fu fuga. L'imboscata fu perfetta. In quella stanza, che oggi i turisti visitano con timore, si consumò l'atto finale. Laura e Ludovico furono uccisi insieme. Per secoli si è creduto che il marito fosse il colpevole, ma nel 1845 emerse un documento sconvolgente, la confessione autografa di Cesare Lanza. In essa ammetteva di aver ucciso la figlia come un dovere, una confessione fatta per ottenere la grazia reale, poiché la legge puniva meno severamente il padre rispetto al marito. Oggi Laura riposa nel silenzio del marmo, ma la sua sepoltura fu affrettata per nascondere la verità. Il marito rimase vedovo per poco e si risposò subito, mantenendo il patrimonio. La vita a Carini continuò, mentre la tragedia veniva trasformata in canto popolare per non offendere i potenti. Laura restava un segreto di pietra. Il delitto d'onore non è una reliquia, ma un monito. La storia di Laura parla del controllo secolare sul corpo femminile. Laura non è morta per amore, è morta perché aveva reclamato la propria vita come proprietà propria.
Una lezione di resistenza che attraversa i secoli e interroga ancora la nostra società attuale. Riscoprire Laura significa liberarla dal velo del fantasma. Onorare la sua memoria significa raccontare la verità cruda, riconoscendo in lei tutte le donne che hanno lottato contro la violenza sistemica. La sua storia è la nostra storia, un grido di libertà che non può più essere messo a tacere dal marmo. Se questa storia ti ha toccato, aiutaci a diffonderla. Condividi il video e scrivi nei commenti cosa pensi. Insieme possiamo dare voce alla verità. Grazie per averci seguito in questo viaggio nel tempo e nella memoria. Laura Lanza vive nella nostra verità.